16ª giornata del campionato di promozione, amici della Wii Sport. Il Città di Calatabbiano ospita l'Atletico Messina, formazione biancazzurra allenata da mister Santino Bellinvia, che non può più sbagliare dopo aver pareggiato per 1-1 nel big match dell'ultimo turno contro la Ionica. Adesso è il momento di tornare alla vittoria per non perdere ulteriore terreno dall'Aci Sant'Antonio, assoluta capolista. Ma come lo stesso tecnico ex Città di Messina ha ribadito, pensare in grande in questo momento non fa bene, e allora vediamo le sue scelte per disegnare l'Atletico Messina. È 4-3-3 con la Foci tra i pali, Cappello, Russo, Morabito e Pantano in difesa, Bonanno, Giordano e Campo a centrocampo. In avanti Giuseppe De Marco, altro rinforzo dal mercato invernale, l'ex Camaro, insieme a Pasquale Princi e a Samuel Portomero, oggi compleanno per lui. Partono forti i padroni di casa di mister Luvito, Fatì per Rizzo, diagonale destro e pallone che si perde di un niente al lato. All'8º prova la reazione l'Atletico Messina e Pasquale Princi, che lavora bene il pallone, prova a mettere dentro per il partner di reparto Samuel Portomero. Occhio a Portomero dalla sinistra, poi il tentativo respinto da Vecchio, bravissimo in questo caso il numero 1 del Città di Calatabbiano. Minuto 24, ancora Omar Fatì, stavolta in chiave negativa perché serve inavvertitamente Pasquale Princi, pallone allargato sulla sinistra dove c'è Portomero, cerca la chiusura sul secondo palo ma sono tutti in ritardo e nessuno riesce a concretizzare. Al 25esimo si attiva Alberto Cappello, che ne salta a 2 e mette dentro, poi non arriva nessuno dei compagni all'appuntamento col possibile gol. Grande giocata del numero 2, è soltanto il preludio al gol che arriva al 32esimo. Pantano serve Portomero dentro per Pasquale Princi, a tu per tu con Vecchio, la mette sul palo del portiere, è 1-0, firma di Pasquale Princi sull'incontro di Calatabbiano. L'ex Città di Messina riesce a sbloccarla chiudendo una bellissima azione corale della formazione di mister Bellinvia. Un gol potenzialmente pesante questo dell'Atletico Messina in chiave playoff. C'è ancora però tutto il secondo tempo da giocare. Nel frattempo al minuto 42 è Bonanno a servire per Portomero, c'è tanto spazio sugli esterni, prova ad approfittarne l'Atletico Messina. Portomero all'indietro, colpo di testa di De Marco, pallone facile tra le braccia di Vecchio. Arriva così il duplice fischio, amici della Wii Sport. Fino a questo momento 0-1 tra Città di Calatabbiano e Atletico Messina. Decide il gol realizzato da Pasquale Princi. Occhio però alla possibile reazione di mister Luvito. Nel frattempo, tra primo e secondo tempo, un po' di animi caldi in campo. La ripresa si apre però con il gol da parte del Città di Calatabbiano. Qui è Fatì a lanciare per Cantarella, che la mette giù in area di rigore, e poi con questo bellissimo diagonale batte la Foci, che non può nulla. Gol chirurgico da parte di Cantarella, è 1-1. Ha reagito così il Città di Calatabbiano di mister Luvito, che grida subito a inizio secondo tempo e riacciuffa il pari. Equilibrio adesso fra Città di Calatabbiano e Atletico Messina. Qui è Pasquale Princi che serve per Portomero, prova a portarsela sul destro, poi grande l'intuizione a servire Bonanno dentro per De Marco, colpo di testa ma è tutto fermo per posizione di fuori gioco. Fuori Samuel Portomero, dentro Marco Libro. Queste le scelte di mister Bellinvia, proprio Libro che si può attivare sulla sventagliata di De Marco, stoppa vicino al vertice dell'area di rigore, prova il destro a giro. Marco Libro, il numero 18, però la spedisce fuori. Al minuto 75 si attiva ancora Pasquale Princi sulla sinistra, viene steso così, già ammonito il calciatore del Città di Calatabbiano. Non arriva la seconda ammonizione che sembrava netta in questo caso. C'è spazio per Fofana al posto di Bonanno. Al minuto 83 escono Giordano e Campo, dentro Mannino e Mento. Si gioca così le ultime carte mister Bellinvia. Al minuto 87 da calcio di punizione del neoentrato Mento, episodio dubbio nell'area di rigore del Città di Calatabbiano. Mento sventaglia dentro il pallone, colpisce il palo, torna dentro per Mariano Russo che troverebbe il gol dell'1-2. Festeggiano quelli dell'Atletico Messina ma è tutto fermo, e rivediamo perché. Questa la linea del fuorigioco, segnalazione più che dubbia da parte dell'assistente del direttore di gara. Protesta Marco Libro ma non vuol sentir ragioni la terna arbitrale. Finisce così, amici della Wii Sport, tra Città di Calatabbiano e Atletico Messina. Il gol nel primo tempo di Pasquale Princi, il gol nella ripresa da parte di Cantarella, in equilibrio fino alla fine del match, e poi le proteste dell'Atletico per il gol annullato a Mariano Russo. Un cordiale saluto, amici della Wii Sport, e alla prossima!